avete visto, la copertina del libro ha due immagini. Una è l'aula di Piazza Palazzo dove si svolgevano le riunioni del Consiglio regionale, è una riunione presieduta dal primo presidente del Consiglio regionale, Anselmo Conto, e l'altra è un'immagine di Columbo durante la sua marcia. È preso di spalle, ora ce l'avete di fronte. Sono molto contento che il professor Lilliu abbia giudicato con tanto affetto, con tanti elogi, termini positivi, il libro che stasera stiamo presentando. Così a Salvatore mi sentirò meno obbligato, perché una bella razione di elogi l'ha già avuta. Io mi associo a quelli e aggiungo poco per risparmiare tempo. Non tanto poco, se dirò però che il libro, se non fosse un libro di storia, certo è una biblioteca di documenti, di circostanze, di testimonianze che consentirà al futuro storico meno di parte, più distaccato, ma ugualmente innamorato di fare la storia del partito sardo, e cioè della Sardegna moderna. Io, professor Lilliu, non credo che sia uno squarcio di storia della Sardegna, il partito sardo. In questo secolo la storia della Sardegna senza il partito sardo lascerebbe poco, diventerebbe uno stralcio della storia italiana e basta. Il partito sardo occupa questo secolo in Sardegna e fa della storia sarda una storia singolare. Scrivere un libro di storia non è vero che bisogna essere distaccati, privi di passioni. Bisogna essere onesti, questo sì, moralmente giusti, ineccepibili, ma non distaccati e freddi come a volte si pretende che sia uno storico. E perché vogliamo negare agli storici di appassionarsi, di condividere una tesi anziché un'altra, salvo poi a distribuire giustamente ad ognuno il suo. Così la storia del partito sardo è anche la storia dei suoi avversari, cioè la storia di tutti i partiti in Sardegna, e cioè la storia della Sardegna. Covello è sardista. Non mi pare che abbia abusato di questo titolo nel ricordare le cose
dei sardisti, salvo il fatto che egli stesso è testimone diretto, non è soltanto uno studioso che si avvale di documenti e testimonianze lontane. Egli stesso è protagonista dentro il Partito Sardo, però esita nel dare un sottotitolo a questo libro, Sardisti, esita e aggiunge viaggio, come dice, nel Partito Sardo d'Azione, da cronaca e storia. Se tra voi ci sono degli storici di professione, forse il professor Marrocco, che ha scritto la prefazione al libro, sanno bene che distinguere tra cronaca e storia è molto difficile quando è che un fatto è cronaca e non storia, o viceversa. Quando si vivono i fatti, tutte le circostanze non portano scritta la distinzione. Stiamo vivendo un episodio di cronaca oppure un episodio storico. Un presidente della regione, molti anni fa, non era Mario Melis, ricevendo un presidente del Consiglio italiano, diceva con molta enfasi: questa è una giornata storica. E il presidente, che era Craxi, dice: beh, lasciamo andare. È troppo difficile, appunto, mentre si vivono le cose, decidere se si tratti di storia o di cronaca. Il professor Marrocco, mi pare, da qualche parte dice che quantomeno per entrare nella storia occorre un certo tempo, un certo lasso di tempo, come di sedimentazione, di chiarimento degli avvenimenti. Ma forse anche questo non è un indirizzo su cui possiamo marciare tranquilli per questa distinzione. Il libro è tutto una cronaca, ma è anche tutto la storia. Se volete sapere con quale appassionamento l'ho letto io, fin dove sono potuto arrivare nella lettura, vi dirò che a me, a giudicare dall'emozione che si è riaccesa nel mio animo, questo è un romanzo che sarebbe il giudizio più negativo su un libro di storia. Però uno storico non si meraviglierebbe neppure di questo, perché esiste anche una definizione della storia che sarebbe appunto un romanzo vero, perché i romanzi sarebbero inventati opera della fantasia. Non attardiamoci su questa differenza tra cronaca e storia e vediamo di entrare un po' nel vivo del racconto di Guedu, da quella scissione
drammatica del 48 fino agli anni 70. Il libro ha un aspetto severo, se lo rivedrete dalla copertina, ma non per questo a me incute anche, oltre che commozione per le cose che si ricordano, oltre che un po' di tristezza per i personaggi che incontro e che non potrò più incontrare, mi incute anche un certo timore, perché un libro come questo è un po' come uno specchio. Io so di esserci dentro e istintivamente, perché no, mi preoccupo come mi sono comportato in questa vicenda. È umano che un protagonista, non propriamente protagonista, diciamo, uno degli attori, sono certamente io. Nella storia più recente del Partito Sardo d'Azione. Il timore è dettato anche dal risultato non solo della mia opera di sardista, ma da quella di tutti gli altri. Il partito esiste dal 1921, ha lottato e lottato, ha visto tanti personaggi passare, gridare, soffrire, illudersi, rimanere delusa, amareggiata, e ci si chiede che cosa ha fatto, a che cosa è servito il Partito Sardo. Qual è il risultato? Non è forse ancora priva della sperata rinascita l'isola di Sardegna? Non sono ancora irrisolti i problemi del suo futuro diverso da quello che abbiamo lamentato, o per cui è nato, per la risoluzione dei quali problemi è nato il Partito Sardo. O ci sono ancora quei problemi? Sostanzialmente ci sono tutti, però la Sardegna è profondamente diversa, non sempre, certo, e non tutto, per opera del Partito Sardo, ma anche per opera del Partito Sardo. È cambiata l'ambiente, non è più quella di prima, non è più la Sardegna sorda alla voce dei combattenti sardisti, del drappello d'avanguardia del Partito Sardo d'Azione. Tutti i partiti, tutte le forze politiche oggi presenti in Sardegna non fanno che ripetere programmaticamente i programmi vecchi e recenti del Partito Sardo d'Azione. Forse è venuto il tempo per intendersi, per un sincero colloquio fra sardi. Sardisti per troppo tempo, e anche soddisfazioni, anche le grandi
vittorie degli anni '20, anche le grandi affermazioni degli anni '80, però molto di più in tutti i tempi, ripetutamente, amarezze, delusioni. Sul tema amarezze io non mi amareggio, guardo anche all'amarezza del passato senza sentirla drammaticamente, abbastanza con un cuore sereno e abbastanza divertito per certi versi, quando penso al personaggio, anche da teatro, che fu un lusso in certi periodi, quando parlando di certi sarti, di certe cosche, come le chiamava, che egli definiva di miserabili, e recitava questa parola con uno sdegno che sembrava descrivere, al di là di ogni possibile descrizione, sembrava indicare tutto il disprezzo del suo animo, del suo cuore per gli avversari che lo avevano talvolta calunniato, insultato, oltre che perseguitato. Ricordo certe espressioni di amarezza di Titino Melis. Tra i sardisti direi che in un certo periodo era quasi usuale scambiarsi, trasmettersi a guisa di conforto l'espressione della propria amarezza con accuse a valanghe verso gli altri, i nemici di i sardi. I sardi erano nemici e stavano combattendo. Tutta questa operazione, partito sardo d'azione, si faceva per i sardi. Ricordo durante un viaggio Titino Melis diede proprio pieno sfogo a questa sua tristezza e amarezza. Non ripeterò le parole che del resto erano quelle di tutti i giorni: figli, traditori, ingrati, miserabili, eccetera. E dovevo pur reagire in qualche modo, lo fermai per dire: perché sei sardista? Io sono salvista, scattò subito per un malinteso della mia domanda. Io dissi: sì, lo so, sei sardista, ma sei sardista proprio perché i sardi non ti capiscono. Se fossero, e sono poveri, e sono ignoranti, e sono anche ingrati, eccetera, eccetera. Se fossero ricchi e civili e colti e belli e alti e con gli occhi azzurri come nei sogni, allora non ci sarebbe bisogno né di Titino Melis né del Partito Sardo. Si calmava un po', però non era facile che mi desse ragione. Titino Melis è per me il più grande personaggio del Partito Sardo. Per me, intendo dire, non è un elogio che intendo fare, un elogio così singolare di Titino Melis. Intendo dire che per me è il sardista che più a lungo e più intensamente ha dominato la mia vita di sardista. Io conobbi Titino Melis nel 1931 a Nuoro, ma io non era ancora comparso neppure a Nuoro.
sarà stato in qualche scuola elementare dello IAF a Tortolino o a Brunello. Beh, poi lo rividi nel 43, ufficiale anche lui, come me, a Oristano, e lì cominciamo a parlare di sardismo. E l'anno dopo, no, quell'anno stesso, nel 43, in Sardegna, ecco, rinasce il Partito Sardo d'Azione. In piazza Roma, qui c'è Italo Ortu, non so, forse c'era quella riunione, forse anche lui era ancora troppo giovane. E poi sempre da allora, poi sempre a Nuoro di nuovo e di nuovo a Cagliari e fino alla sua morte. Il partito, i sardisti parlano bene del partito, fanno male a parlarne troppo bene. Finisce che è un po' indisponente, come sono indisponenti i vanagloriosi, quelli che non fanno che ripetere Bellus Deo. Ma forse è solo questo? No. Nel passato troppo abbiamo parlato male degli avversari, senza tener conto che gli avversari erano in realtà dei cari avversari, perché erano i sardi. Noi non abbiamo mai detto di voler fare una nuova e più libera e più felice Sardegna per i sardisti. Abbiamo sempre parlato di sardi, quindi anche per gli avversari del Partito Sardo d'Azione. Anche perché erano la maggioranza. Oh, stragrande maggioranza. Loro potevano farlo. Non erano sardisti. Cerchiamo di concludere questa presentazione che mi trova importante e anche pazienza. Abbiamo rivolto a quei sardi non solo insulti, abbiamo rivolto anche degli accorati appelli, li abbiamo invitati a riflettere sul destino della Sardegna, a riflettere sul fatto che non serviva a nulla essere ben rappresentati a Roma senza una pressione convinta di tipo sardista nei governi italiani, perché il rapporto era sempre quello. Non serviva a nulla e non è mai servito. Quando, accogliendo un appello sardista, tutti i partiti alla regione votarono un famoso ordine del giorno voto che richiamava, che invocava l'attenzione del ministro dell'industria, non mi ricordo il nome, Piero Citti, di allora, nel 66, e si volle solennemente in un teatro a Cagliari che tutti i sindaci della Sardegna unissero la loro approvazione a quell'ordine del giorno per mandarlo in veste più solenne, più convincente a Roma. Io ricordo la mia difficoltà
io ero uno dei pochi sindaci sardisti, l'altro era Antonino Campi, pure a Cagliari quel giorno si rifiutò di andare a dare l'appoggio dei sindaci sardisti, perché diceva tocca a Michele Colombo, ero fresco, anzi ancora caldo, della marcia. Io non ci volevo andare perché ero contrario, io non volevo approvarlo. A me allora, come in altre occasioni, veniva soltanto in mente una vecchia, un po' volgare, ma significativa storiella che non avrò bisogno di raccontare perché è troppo nota. Quella del contadino che chiede a Pride Giurru il miracolo di allontanare gli uccelli dai suoi ciliegi, e Pride Giurru gli dice, cedendo a questa insistenza, gli concede di appendere un biglietto sui ciliegi, e questo biglietto diceva Deuseo Pride Giurru, dottore di Santa Gresia, comando a susturbo de no papai Sagheresia. E poi susturbo a papai Sagheresia, non solo, un biglietto di risposta. Deuseo susturbo e viva per Sagheresia. A quel paese Pride Giurru, dottore Santa Gresia. Io pensavo a questa storiella quando noi con tanta ingenuità pensavamo che di commuovere il Padre Eterno ministro a Roma con una preghiera di attenzione. Il ministro non si è mai saputo se abbia letto le carte che gli furono trasmesse. Si seppe la risposta, quanto mai raggelante, terremo conto. Dopo da allora ci furono tante spedizioni di sindaci, di assessori, di presidenti della regione a Roma. Le cose non sono molto cambiate, ma i nostri appelli alle forze politiche in Sardegna continuarono. Troppo spesso però chiedevamo alle altre forze politiche neppure di riflettere sul nostro programma, ma di venire nel Partito Sardo, di fare carachiri, di annullarsi. A me pare, su critiche che sto facendo a me stesso, al partito, a me pare che fondamentalmente non erano maturi i tempi, però troppo abbiamo insistito nel ripetere venduti traditori, era l'espressione della nostra amarezza e della nostra passione politica. Ora la situazione è completamente diversa, a me pare così, pare attraverso la stampa, attraverso i discorsi che sento, la radio, in televisione, che i sardi siano diventati più sensibili. Per cui io, concludendo, non ricordo con soddisfazione tanto gli anni dei trionfi sardisti, 1984-85, quanto questo momento che sembra il più deserto
il più sconfortato. Io dico che forse la grande vittoria del Partito Sardo e passerà alla storia, quella che scriverà nel prossimo volume Salvatore Cubeggio, è quella che scriveranno, ricorderanno, scriveranno tutti i sardi, sia la vittoria di oggi, in cui i sardi sono sensibili alla questione sarda, alla questione sardista. Ma noi non gli diremo: venite a casa nostra, vi offriamo ospitalità. Noi gli chiederemo di discutere con noi i programmi, i propositi necessari per modificare il destino della Sardegna, così sfortunato fino a questo momento. Noi gli diremo: venite con noi, gli diremo: dite assieme a noi dove andiamo, non dove dovete andare, dove andiamo assieme, noi e voi. E i sardi che hanno questa sensibilità, non tutti possono averla, guai se anche in un'isola come questa per una volta ci fosse l'unanimità, sarebbe la fine della società umana sulla terra. Non si è mai vista una libera unanimità, solo le dittature, solo i servi sono unanimi, la gente libera non lo è. Viva la libertà!